alla sinistra del loro velivolo, tutti con la testa girata verso il loro capoformazione. Il capoformazione li guarda, dà l'ok, avanza sulla linea di mezzeria della nostra pista di rullaggio e poi di nuovo l'ok per salire a bordo. Non parte più. Si è rotto. No, lei non dice te. Ha un motorino d'avviamento. La scendete bene. Io fotografo la casa. Della pattuglia acrobatica nazionale, gli specialisti anche, come vedete, cominciano a riposizionarsi alla sinistra del velivolo. Questa volta sono da soli, non c'è più il pilota è a bordo. Capoformazione in questo momento che dà le indicazioni alla torre per la messa in poto, chiede l'autorizzazione e tutto il gruppo si prepara alla fase iniziale di questa 50ª stagione delle Frecce Tricolori. A terra scoprirete i movimenti che fanno parte di questa particolare fase che, ripeto, normalmente la gente non riesce a vedere perché le manifestazioni avvengono principalmente con noi che arriviamo in volo nella zona di esibizione oppure con gli aeroplani un po' troppo lontani dalla linea pubblico. Questo è il suono del motore dell'MB339, ci risentiamo più tardi. Eccoli! Mamma mia che brividi! Quando sono andata io a vedere la gara di accelerazione delle macchine, c'era di una macchina con motore rotativo dell'aereo, dava di quelle canne, ma passi andare avanti, No, non li avete visti già una volta partire. Poi erano partite, erano arrivate, avevano atterrato, sì. Ma che lavorate a guardare, ma? Pensa chi che ti vede? Chi ti viene davanti? Chi vede troppo giù? Ce n'è giù uno che va a 3. È come la mia golf allora. Numero 7. Ma chiedimi un po' se la turbina è una cambiata o se è sta cosa. Ah, la solo pulita. Digli di non tirare le marce però, no? Appunto, digli di non tirare le marce. Io sono obbligata perché ormai se la tutti i giorni a giri poi... Qui ho fatto un trucco per non farlo consumare. Arrivo su. Tante brave di che si è fatto per stare in dov'è il tamarro? Il canet. Ma lo zeppo. Il Vangelo, ah no, arrivo da questo. Arrivo Ma parte qua? Ah beh, ma comunque perché fanno 4.
chiama la riserva, cioè quel velivolo che può essere usato nel caso, nel momento in cui il pilota, accendendo il proprio motore, non abbia una buona lettura da parte delle proprie spie e dei propri strumenti, e quindi decida di utilizzare appunto un velivolo di riserva. Anche oggi, diciamo, fortunatamente non è stato necessario utilizzare questo velivolo. Vedete che gli